A nord-ovest di Feagne, alle un puest lì che si viodin di doglie gli animai che intes flabis, appuartin i fruts in tun voluc. E je l'oasi dai quadris, aree natural protette dentro de rete europeane Natura 2000, che si sviluppa su un centenar di ettars, in un territori originati de azioni antiche dal glaciar d'altiliment, che l'ante tornant alla sparniciat de triz e sdiavat de pressions. Da questi territori si sono formati spocis di aghe caratteristichis, clamati quadris per vie de loro forme, che han dati il nome a oasi. Che spocce schie sono il frutto di escavazione, perché di fur fino al primo del Novecento erano le fornaci, tu là e chiavavi in superficie le torbe per far fuoco e dopo fino a 5-6 metri le argille per fare madons e fare plas. Che era del Contasquin, che aveva veduto che non era facile lavorare ai chiams, perché in realtà è sempre stato una zona paludose. In un soviaci in Olanda, al veduto che là in terreni come i suoi avevano creato 1, 2, 3 fornaci, venuto caffè anni alla fare l'investimento e alla costruire che fornaci. Fornaci che ha funzionato fino ai primi del Novecento, dopo è state serate. Serate nel fornaci sono restate che sbugge qui. Che un po' alla volta con le aghe plovane e anche con le aghe dall'Ini, che è un canale che corca di fur, si sono emplades. I fagagnesi e hanno pensato di seminare vari tipi di pesci, chiarpe, tenchie, pesghiat, persone. Insomma, e dopo era diventato anche un parco giochi per loro, che venivano a nadare. Gli ambienti umidi dai quadris sono diventati un paradiso per gli uccelli di tante qualità. Da queste aree, in grazie all'impegno di Comune di Feagne, Comunità Culinaria dal Friuli e riserve di chiacce di Feagne, è nascuto un centro, il secondo in Italia, partonà a introdurre la cicogne blanche, che passava per Feagne già teete di miec. All'era il 1989. Digna anche l'anlì, le ciminiere de Filande, che era arrivata una coppia di cicogne che era annons che non si vedevano, e aveva fatto io, si era rinasciuto due piccioli, poi uno dei genitori è sparito, hanno recuperato i piccioli, che i piccioli lì, dopo cresciuti, sono state le prime cicogne che sono arrivate a Schiaffeagne. L'oasi, che è gestita e mantenuta dai volontari dell'associazione Amis de Oasi dai Quadris, vuoi e da accetta superiù 120 cicognis blanchis. Un centenar di loro al svole liber e si costruissi niz sugli schiasis o parzore dai arbui, che s'altris a son tignudis in tune voliere prima di essi moladis fur. Le cicogne e gli monogame, fatto une coppie e resta perdute le vite. Naturalmente appena calmuro le cicogne è un animale gregari, non a metà sta di bessole, che ha te sicuro un altro padre. Altre robe, anche il nid che hanno alle perdute le vite. Infatti se voi o altri se vedete, se c'è un cernì, sta in grues, diventa così grues che a volte è colling, perché ogni anno loro lo ritocchi. Te oasi e chiase anche une famiglie di conic, che schiavaluts salvadis avvegnin dai tarpan, che popolavano gli spradaris europeanis. Dal 1988 un po' di esemplari sono stati portati in Friuli de Olande, sull'imprinte zone dal Mont Quar, Partignine, Tassi, Prats. Per poi arrivare a Feagne da ur di une schirie di problemi che non hanno permettuto ai conic di continuare a vivere liberi in natura. Sono gli unici 6 conic in Italia. È un cavallo ruspante, resistente. Anche a vonde affettuose, insomma, non la porre né di aghe né di frene, né infatti tanti che vengono qui e dicono ma non le chiasute, no? E chi le chiasute? Prima tu le chiasute, le rosé per ordine, che chi non vuole di stare in chiasute, stanno sempre soltanto fuori. A Feagne si porta in davanti un altro progetto importante, che è il di tutela dall'ibis eremite. L'idea,
Come per cicogne blanche, egli sta che di formare una colonia stanziale per contrastare l'estinzione di questo uccello. Teosi dai quadris, col coinvolgimento dell'Università dal Friuli, sull'imprim i ibis eremite avvenivano tirati su fino ai 3 mesi di vita, per poi gli simulati fur. Come a son passe 150 esemplari, la più parte in libertà. Un animale che ormai in natura si vede pochissimo, alle sparite. Andai una colonia in Marocco, anche in Turchia e poi colonie create dall'uomo come le Nestres, in noi, austriaci, una in Spagna. Allora, uno dei posti succedi che non fa il nido ai morars, alla me le sgrotte, gli anfrasti, le rocce, i lens. Sono arrivati a fare anni che l'attaccata a riprodursi in voliera, che ha dato buon sta, tramite le regioni e abbiamo fatto un progetto con l'università e abbiamo creato le prime colonie semi-libere, che in realtà è libere, che vuol dire che non si vedesca dentro, alle spalle, alle loro condominio, chi si riproduce, ma davanti a me è vierte, loro vanno e entrano e escono di Bessoi. Che chi si presenta alle Alvin, purtroppo che chi ha avuto le brutte idee di la via di Feania, farsi un giro alle là, io a Napoli, e là qualcuno ha sparato in una alute, te alute. Hanno scognuto per alo, come manchi un tocco di alute, ma lui è sempre bellissimo, come una volta, no Alvin? Come sempre, alle coccolon. L'oasi dai quadris è dunque una parte fondamentale delle tutele delle cicogne blanche e dall'ibis eremite. L'ultima giornata per visitare perché stan è domenica e 15 di mai, des 10 di mattine ai 6 ore sere. Questioni burocratiche non permettevano una vertidure più larghe. Passione che è tutto il team libero che viene. Il nostro è che le oasi torni a Viergi, di via di tante in. Per sostenere l'oasi dai quadris si può aderire a iniziative adotte une cicogne. Con une piccole quote si contribuisce al buon stato des bestis e al mantenimento de oasi. È una campagna per raccogliere fondi per tutelare lì, per mantenere l'oasi dei quadri in questo momento che è serade. Ognuno di noi con 10 euro tramite bonifico bancario o PayPal può adottare una cicogna e riceverà un certificato di adozione con il nome delle famiglie e delle cicogne adottate. Adotta una cicogna va restituita anche ai grandi ospedali e ai reparti pediatrics, che è già attivo all'Istituto Pediatric Gaslini di Genova e vuole coinvolgere più ospedali possibili.